Oggi è il terzo di una serie di seminari, sono tre, e solo da quello che abbiamo ascoltato nei primi tre interventi ci fa capire la potenza di quello e la motivazione per cui l'abbiamo fatto. Credo che ci sia la necessità di distribuire e di condividere col territorio i contenuti di fare welfare, e noi nel territorio, soprattutto nell'area della ULSS, ex ULSS 2, è stato fatto molto negli anni, e quindi abbiamo costruito un territorio di comunità, un welfare di comunità importante, e che oggi ci consente di raccogliere frutti. Ecco, la Fondazione in questo territorio vuole essere e continuare ad essere esattamente questo, una organizzazione che riesce a mettere insieme, riesce ad aiutare a costruire una rete e a raccogliere le risorse perché questa rete possa muoversi in maniera più efficace ed efficiente rispetto ai bisogni che ci sono. Si discute di welfare nel momento in cui ci si mette di fronte agli scenari delle risposte possibili ai bisogni di una popolazione che vive su un territorio. È chiaro che una parte di questa popolazione ha risorse proprie per rispondere ai propri bisogni, e una parte di questa popolazione, sempre più consistente anche in virtù dell'invecchiamento sociale che sta venendo avanti, ha bisogno di reti in qualche modo organizzate per avere risposte ai propri bisogni. Queste reti un tempo erano esclusivamente statali, attraverso la previdenza, la sanità e l'assistenza. Oggi sono sempre di più multiple, nel senso che al welfare pubblico si aggiunge il welfare aziendale, si aggiunge adesso il welfare territoriale, la forza dirompente del terzo settore, dell'economia civile non profit, che può in qualche modo, agendo in rete con le istituzioni, garantire qualità della vita a un territorio in cui c'è molta ricchezza materiale, ma accanto ad essa vive ancora povertà fisica, materiale, vive soprattutto una povertà relazionale, vive una povertà di tipo educativo ed etico, che a volte generano situazioni per cui la gente sta male. Noi dobbiamo contrastare tutto questo mettendo in moto le energie positive, realizzando un capitale sociale straordinario. Questo territorio le risorse le ha, basta che chi ha il potere di guida, soprattutto i sindaci, facciano una forte azione progettuale in rete. Allora, il welfare pubblico come noi lo conosciamo, che è stata una risposta importante per tutta la popolazione italiana, oggi ha davanti almeno 4 sfide. La sfida demografica, che ovviamente fa i conti con il calo della natalità e con l'aumento della popolazione anziana, quindi tutte le conseguenze sul piano previdenziale e sanitario. Una sfida economica per il venir meno sostanzialmente della base contributiva, il calo dell'occupazione. Una terza sfida è quella legata al superamento dei confini nazionali, perché lo Stato, il welfare state, nasce pensato all'interno di una nazione che ha dei confini ben precisi, ma oggi questo non vale più. Ecco, e la quarta sfida, che forse è quella più grossa, è la capacità reale di realizzare un contrasto alle diseguaglianze. È davvero molto importante, l'ho detto in apertura di mattinata, ospitare questo convegno di Fondazione di Comunità è motivo anche di grande orgoglio per la comunità di Mareno, per l'amministrazione comunale, che ha sempre sostenuto fin dalla sua fondazione questa importante realtà che abbiamo sul territorio della nostra ULSS, in particolare del nostro distretto. Affrontare questi temi in un periodo storico del tutto particolare. Dicevo, viviamo sicuramente in un'area di benessere diffuso, ma nel quale al tempo stesso ci sono tante fragilità, tantissime fragilità che sono emerse in modo particolare anche dopo questi 2 anni di emergenza sanitaria. La presenza di Fondazione di Comunità, che fa da stimolatore, da catalizzatore, da coordinatore, vorrei dire anche delle varie realtà comunali presenti sul territorio, è determinante per riuscire a rispondere a questi bisogni che sempre più si manifestano sul nostro territorio.